Mosè urfevelà i figli di Israele, secondo tutto che il Signore aveva ordinato a Mosè. Mosè urfevelà ai sorestanti des tribus dei figli di Israele e urdisè: il Signore l'ha ordinato così: se un uomo gli fa un voto al Signore o si pega con un giuramento, a non fa alc, non l'ha di tradire la parola date, che al fasi duzze che le Gesù da sua bocca. Se una femmina gli fa un voto al Signore, si impegna te chiase di sopari, di fantate, e sopari al venga salvato dal voto e dall'impegno che si è chiappato, e non disnuie, duci sia i voti a valin, come cavalli anche duci sia impegni. Ma se sopari, appena che al venga salvato la roba, gli inibis, duci voti e duci impegni che si è chiappato non valin, e il Signore gli al perdonerà, perché sopare gliel'ha proibito. Se si maride, quando gli ci mopeade con un voto o con un impegno chiappato a boccia senza stare tanto a pensare, e il son per venga a savelo, se quando il venga a savelo non dis nuie, i sei vos avalin e avalin anche tutti gli impegni che si è chiappato. Se però l'uomo, appena che venga a savelo, gli inibis, arrompe il suo voto e l'impegno che si è acchiappato, senza stare a pensare, il Signore gli perdonerà. Però il voto di una vedova o di una femmina rimandata in daur valerà sempre, di qualunque impegno che si tratti. Se una femmina fa un voto o si chiappa un impegno in chiesa dal somp, e il somp al sa, se l'uomo non disnuie e non gli inibis, avali in tutti i voti e arresti in tutti gli impegni che si è acchiappato. Se invece l'uomo, appena che venga a savelo, lo rompe, tutte che lei è su da sua bocca, voti o impegni non vale in due, perché sono più arrosi e il Signore li perdonerà. L'uomo fa boins e l'uomo può rompere ogni sorta di voto o di impegno che all'oblè la femmina adunà. Se però l'uomo tas con gli una di da di che altre, al fas boins duci si voti e duci impegni che gli si è chiappato, gli fas boins perché non la dite nuie in merito di ciò che gli era venuto a sapere. Se però gli arroz un piez, dopo che è venuto a sapere, al porterà il peso dal peccato de femmine. Questi sono gli leggi che il Signore ha ordinato a Mosè a riguardo all'uomo e da femmine, dal pari e da figlie, quando queste gli encimo fantate in chiesa di sopari.